In una piccola e incantevole piazza, raccolta tra caratteristici edifici, si innalza la luminosa mole del Duomo di Verona, consacrato a Santa Maria Assunta. In realtà non si tratta di un edificio a sé stante, ma di un ricco e armonioso complesso architettonico che comprende anche la biblioteca capitolare, il chiostro del capitolo, la chiesa di San Giovanni in Fonte, la chiesa di Sant'Elena e il palazzo vescovile. Il Duomo, tipico esempio di romanico veronese, fu costruito intorno al XII secolo, ma nel tempo subì diversi interventi e modifiche, sia all'interno che all'esterno, come può testimoniare il suo campanile, privo della cuspide e tuttora rimasto incompleto. Sulla facciata, le colonne del doppio protiro sono sorrette da 2 grifoni. Sopra di esse si possono notare scolpiti i santi Giovanni Evangelista e Giovanni Battista, quest'ultimo indicante l'agnello di Dio sulla sommità dell'arco. Entrando non possono passare inosservati nelle splendide decorazioni del portale 2 guerrieri armati in protezione dell'ingresso. Sono i 2 famosi paladini di Carlo Magno, Orlando con la mitica spada durlindana e Olivieri con l'inseparabile mazza. Tra i dipinti presenti nelle varie cappelle laterali, il più celebre è sicuramente l'Assunta di Tiziano, una grande tela che si trova nella cappella Nichesola all'inizio della navata sinistra. La Madonna sale al cielo, mentre gli apostoli sbalorditi e commossi scoprono il sepolcro vuoto e assistono al miracolo. In fondo alla stessa navata, poi, si può trovare il passaggio che conduce a visitare le 2 piccole chiese annesse alla cattedrale, Sant'Elena e San Giovanni in Fonte. Quest'ultima, riedificata dopo il terremoto del 1117, è chiamata così perché custodisce un bellissimo fonte battesimale ottagonale del XIII secolo, ottenuto da un unico blocco di marmo e ornato di incantevoli rilievi raffiguranti scene dell'infanzia e del battesimo di Gesù Cristo. Nella adiacente chiesa di Sant'Elena si possono ammirare, nello scavo archeologico aperto nel centro della chiesa, i resti della prima basilica paleocristiana. Alla sinistra della facciata principale, un passaggio coperto conduce a Corte Sant'Elena, da cui si può vedere la particolarissima facciata dell'omonima chiesa e al verdissimo prato del chiostro del capitolo, su cui si affaccia la biblioteca capitolare, la più antica biblioteca d'Europa. Fondata nel V secolo e frequentata dai più grandi autori della letteratura, essa custodisce anche la più antica testimonianza scritta in lingua volgare, il famoso Indovinello veronese. Per chi volesse contemporaneamente immergersi in un sereno clima di spiritualità e nel contempo ripercorrere le tappe della grande cultura italiana, lo stupendo complesso del Duomo costituisce una tappa assolutamente da segnare sull'agenda del turista.